Amici di Bella Sicilia, Valentina oggi preparerà un piatto davvero genuino e gustoso: le melanzane in insalata alla siciliana. Le caldi estate siciliane hanno bisogno di piatti freschi e leggeri da portare a tavola, e la cucina dell'isola di certo non li fa mancare. Questa insalata può diventare anche un piatto unico se accompagnata da crostini di pane e formaggi siciliani saporiti. È preparata con largo anticipo, si può consumare fino a 2-3 giorni dopo, tornando utile quando si ha poco tempo per stare ai fornelli. Ma passiamo agli ingredienti che occorrono per 6 persone. 2 melanzane, aceto di vino bianco circa 80 grammi, 3 spicchi di aglio, qualche foglia di menta, origano, peperoncino fresco o in scaglie, sale e olio di oliva. Ma come si preparano le melanzane in insalata alla siciliana? Illustra tutto Valentina dell'associazione Vivo in Sicilia. Iniziamo la preparazione togliendo l'estremità e la buccia delle melanzane. In passato si mettevano a bollire intere, ma per comodità potete tagliarle a fette spesse, da cui ricavare prima dei bastoncini e poi dei pezzi più piccoli e regolari. Terminata questa operazione, mettete sul fuoco una pentola capiente con circa 2,5 litri di acqua e tuffatevi le melanzane. Ovviamente queste tenderanno sempre a galleggiare, per questo è importante cuocerle con il coperchio e ogni tanto schiacciarle per affondarle un po'. Unite anche aceto bianco, circa 1/4 di bicchiere, e sale quanto basta. Da quando inizieranno a bollire le vostre melanzane vorranno cuocere per poco più di 10 minuti. Per sapere se sono pronte, provate ad infilzarle con una forchetta. Se risultano sufficientemente morbide, allora sarà il momento di spegnere il fuoco. Prelevatele con una schiumarola per non rovinarle e lasciatele scolare per almeno un'ora. E nel frattempo occupiamoci del condimento. In una ciotola mettete dell'olio d'oliva e unite un pizzico di sale e l'aglio. Unite anche peperoncino a piacere, origano e circa 2 cucchiai di aceto. Infine qualche foglia di menta per dare ancora più profumo. Spostate le melanzane ormai asciutte in un vassoio e irroratele con un condimento, mescolando con cura, affinché prendano bene tutti i sapori. Dovranno riposare in frigo per qualche ora per essere perfette da servire. E ringraziamo Valentina dell'associazione Vivo in Sicilia per questa gustosa ricetta siciliana. Ora lo saccio sogno venduto, ora lo saccio sogno venduto, ora lo saccio sogno venduto.